Il governatore Zaia spegne ogni polemica sulle voci che in Veneto il servizio sanitario sarebbe in mano ai privati. In 10 anni, ha spiegato, nel privato diminuiti budget e numero di prestazioni. Nessun flusso cerebrale per il neonato in coma dopo essere stato scosso dalla mamma. Attivata la commissione medica che nelle prossime ore dovrà dichiararne la morte. Tragedia in montagna, 46enne Vicentino scivola nel canalone del Terminillo e perde la vita. Era il vicepresidente della sezione del CAI di Vicenza. A Revine caccia ai vandali che hanno dato fuoco al tetto della capanna del presepe vivente. Promotori e parrocchiani temono possa accadere di nuovo. Le polemiche che hanno investito il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Sergio Berlato, per un post contro le donne animaliste e vegane. Da entrambe le parti sono annunciate querele. Legge sull'idroelettrico, lunedì approda a Palazzo Balbi il progetto di legge che il Veneto ha condiviso con Piemonte e Lombardia. Per il bellunese si tratta di una svolta epocale, spiega l'assessore Bottacin. Massimo Benetta, imprenditore trevigiano, nel tempo libero indossa maschera e mantello e si trasforma in Batman. A bordo della sua Lamborghini va negli ospedali per regalare un sorriso ai piccoli pazienti. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'edizione Veneta, l'edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. Partiamo dal punto sulla sanità pubblica perché oggi il governatore del Veneto, Luca Zaia, con dati e cifre alla mano, ha voluto spegnere ogni polemica sulle voci che in Veneto il servizio sanitario sarebbe in mano ai privati. In 10 anni nel privato, ha invece specificato, diminuiti budget e numero di prestazioni. Giù le mani dalla sanità veneta, non posso accettare si dica stiamo chiudendo gli ospedali veneti, è vergognoso verso i cittadini che si devono far curare. Parole dure queste del presidente del Veneto, Luca Zaia, nel corso del punto stampa a Palazzo Balbi, volendo spegnere il chiacchiericcio secondo il quale il Veneto investirebbe più sul privato che sul pubblico. Noi abbiamo dato dati ufficiali degli ultimi 10 anni, di una decina d'anni, che dicono che il budget e quindi i finanziamenti al privato sono diminuiti in questi 10 anni e anche il numero delle prestazioni, per cui può capitare che ci sia assolutamente un confronto sano, ma dire che la sanità del Veneto viene ceduta al privato no, perché i dati ufficiali ci dicono esattamente il contrario. I dati, eccoli, sono quelli diramati dalla stessa regione del Veneto e comparativi tra sanità pubblica e privata, un dossier con grafici e cifre di 19 pagine. C'è la questione postiletto con il 18% complessivo del privato accreditato in Veneto rispetto ad una media nazionale del 29%, a testimonianza di un governo del sistema salute orientato verso il pubblico, si legge a pagina 5. Quindi a pagina 8 il budget assegnato sugli 8 miliardi 137 milioni del 2010, la spesa per la sanità privata era del 9%, pari a 719 milioni. Nel 2018 su un budget di 8 miliardi 913 milioni, 634 sono andati al privato accreditato, pari ad una percentuale del 7% e una diminuzione dal 2010 del 12%. Ripeto, il budget ai privati è diminuito negli ultimi 10 anni, il budget ai privati è diminuito, ma non solo, anche il numero di prestazioni, e questo dimostra quello che abbiamo sempre detto. Con il governatore a spiegare le cifre è stato il direttore generale della sanità Domenico Mantoan. Il Veneto tra le regioni italiane era e rimane all'ultimo posto nella spesa pro capite per sanità privata, che è nello stesso periodo diminuita da 135 a 123 euro. Il budget sanitario per curare i 5 milioni di veneti è di circa 10 miliardi di euro all'anno. Mancano 1.300 medici in Veneto, ne mancano 56.000 in Italia. Grazie alle nostre proposte adesso iniziamo a assumere medici non specializzati, si sono allungati di 5 anni i pensionamenti in maniera tale da avere i professionisti in gamba e in grado di lavorare ancora, che possono decidere di restare negli ospedali, questo per tamponare questa grave crisi di medici presenti sul mercato. E ora veniamo al drammatico caso del bimbo di 5 mesi a Padova in coma dopo essere stato scosso dalla mamma che cercava di farlo smettere di piangere. Il piccolo non presenta nessun flusso cerebrale, è stata quindi attivata la commissione medica che nelle prossime ore dovrà dichiararne la morte.
Le speranze sono finite tutte, nessuna attività cerebrale per il neonato scosso violentemente dalla mamma che lo stava cercando di calmare perché piangeva da ore. Il piccolo di appena 5 mesi, in coma da sabato nel reparto di terapia intensiva della pediatria di Padova, è stato sottoposto venerdì mattina ad un accertamento particolare, una SPEC cerebrale che ha rilevato l'assenza di flusso nella corteccia e nel tronco. I medici hanno subito attivato la commissione che dovrà valutare in queste ore la morte cerebrale, un iter doloroso che richiederà molto tempo. Noi abbiamo verificato l'assenza di flusso sanguigno al cervello, questo ci ha permesso di dare l'avvio alla commissione che deve accertare effettivamente la morte cerebrale. Questo consisterà in alcuni esami neurologici che la commissione ad hoc deve fare, che dovranno essere ripetuti a distanza l'uno dall'altro per verificare i reperti. Una volta che questi accertamenti hanno verificato l'effettiva morte cerebrale, cioè l'assenza di quelli che sono i riflessi vitali, allora saremo autorizzati a sospendere il supporto che noi diamo a questo bambino per sopravvivere. Il neonato era arrivato in ospedale in braccio a mamma e papà disperati perché non respirava. La mamma in lacrime ha detto di averlo cullato troppo forte perché piangeva da ore. Poi, quando si è calmato e lo ha adagiato sul lettino, si è accorta che non respirava. Una versione ripetuta anche davanti ai carabinieri che l'hanno interrogata insieme al marito. Le accuse per lei, 29enne originaria di Bassano del Grappa ma residente a Mestrino, potrebbero aggravarsi da lesioni gravissime ad omicidio colposo. È una donna distrutta e sotto shock, ci ha detto l'avvocato Leonardo Massaro che la difende. Ha agito in completa incoscienza, un blackout che ha portato alla tragedia. Siamo persone fragili che possono essere messe duramente a prova da situazioni come può essere il pianto continuo di un bambino che interrompe ripetutamente il sonno. Il messaggio è questo di essere consapevoli che ci possono essere questi momenti di debolezza e allora prendere un grande respiro, lasciare il bambino piangere, magari uscire dalla stanza, essere consapevoli di questa debolezza e del bisogno che tutti noi abbiamo di ricaricarci in un modo o nell'altro. In questi giorni che dovevano essere di festa per la famiglia, la mamma non ha voluto staccarsi dal suo piccolo in ospedale. Nella casa di Mestrino invece è rimasta l'altra figlia della coppia, una bambina di 1 anno e mezzo affidata temporaneamente ai nonni paterni, anche loro stravolti da un dolore immenso. Il Tribunale dei minori ha deciso così per tutelare la piccola. Ma che cos'è la sindrome da scuotimento? Abbiamo chiesto a un esperto di spiegarci come riconoscerla e come si possono, abbiamo sentito anche qualche accenno, evitare tragedie immense come quella capitata alla famiglia del neonato di Mestrino. È una sindrome che sempre più spesso viene rilevata anche negli accessi al pronto soccorso e consiste in uno scuotimento ripetuto di un bambino che generalmente ha meno di 1 anno. Questo provoca dei sintomi di tipo neurologico, ma ahimè in alcuni casi anche fatali, addirittura il coma o la morte di questi bambini. Negli ultimi tempi la sindrome del bimbo scosso è emersa e se ne parla. Gli accessi in pronto soccorso pediatrico sono aumentati e dunque c'è una maggiore consapevolezza. Forse però ancora pochi sanno i gravi effetti che può avere sui neonati. Nei casi non estremi possono esserci anche nessun danno sul neonato, però attenzione perché noi sappiamo bene che quei piccoli, chiamiamoli maltrattamenti, possono ripercuotersi a livello più affettivo, più profondo, come dei piccoli traumi in cui il neonato non si sente accudito propriamente, non ha quelle maternage che è necessario invece per lo sviluppo affettivo, fisico, relazionale. L'appello che va fatto è nei confronti delle famiglie che sono a fianco e devono sostenere le mamme nel delicato periodo che segue il parto. Soprattutto i partner, ma sappiamo che a volte i partner hanno un occhio un po' troppo benevolo, quindi anche gli amici, le persone vicine, i parenti, insomma porre un po' l'attenzione sul benessere della mamma, perché la mamma per un neonato è tutto il mondo. Continuiamo con la cronaca, resta schiacciato sotto il suo trattore, un anziano è morto mentre stava lavorando nei campi, il gravissimo incidente si è verificato questo pomeriggio in Alta Padovana, San Giorgio in Bosco, in via Pozzo. L'uomo sarebbe morto dopo essere rimasto schiacciato dal proprio trattore nel campo dietro all'abitazione dove viveva. Secondo le prime informazioni l'incidente si sarebbe verificato verso le 16:15. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cittadella, i vigili del fuoco e i medici del 118.
E c'è stata anche una tragedia in montagna, scivola nel canalone del Terminillo, perde la vita il vicepresidente della sezione del CAI di Vicenza. Tragedia in montagna, Davide Pizzolato, 46 anni, di Due Ville, vicepresidente della sezione CAI di Vicenza, ha perso la vita mentre era impegnato con altri 3 amici scalatori, tutti del Vicentino, in un'escursione invernale sul Monte Terminillo lungo la parete est. Un'escursione in quota, ma quasi raggiunta la vetta qualcosa è andato storto, forse a causa della presenza di ghiaccio. L'uomo potrebbe aver perso aderenza scivolando lungo il canalone centrale. Un volo di decine di metri lungo i quali il corpo di Davide ha sbattuto violentemente e ripetutamente sulle rocce, molteplici le ferite riportate da Pizzolato. A dare l'allarme gli stessi compagni di cordata, rimasti illesi, che scesi speravano ancora che l'amico e compagno, seppur grave, fosse ancora in vita. Immediato l'intervento del soccorso alpino e speleologico del Lazio, dei vigili del fuoco e del SUEM. Le condizioni del 46enne sono apparse subito gravissime, l'uomo infatti non ce l'ha fatta e il suo corpo è stato recuperato con il medico che si è calato dal vericello dell'elicottero. A supporto delle operazioni anche i militari dell'Arma dei Carabinieri. Il gruppo di escursionisti, tutti vicentini, tutti esperti e con l'adeguata attrezzatura, è raggiunto in zona il giorno prima, dove avevano dormito al rifugio Sebastiani. In mattinata la partenza, poi la tragedia col terribile volo e la morte di Davide Pizzolato. La famiglia è partita alla volta di Rieti. Il mondo dell'escursionismo alpino è in lutto. Sui social i messaggi di cordoglio. Mite, gentile, colto, dotato di intelligenza superiore, riflessivo, uno su cui puoi sempre fare affidamento, un fratello per tutti. Davide Pizzolato vola alto nel cielo e veglia su di noi. Cambiamo pagina, andiamo a Revine, nel Trevigiano, dove caccia i vandali che hanno dato fuoco al tetto della capanna del presepe vivente. Promotori e parrocchiani ora sono con gli occhi aperti perché temono che succeda di nuovo. È stato un gesto da condannare, un gesto ignobile, e di per sé con la buona volontà del gruppo abbiamo sopperito a quello che è stato il danno e proseguiremo poi i prossimi giorni con la sacra rappresentazione. A Revine Lago non è stato un Natale come gli altri. La sera della vigilia, mentre i fedeli partecipavano alla messa a Lago, qualcuno ha incendiato il tetto della capanna della Natività. A terra ancora la bottiglietta di alcol. Non un presepe particolare, con risvolti interpretabili come politici. L'ipotesi è semmai quella di una ragazzata. Quello che è il pensiero sicuramente è stata una bravata e niente di più. Sul caso, che ha indignato l'intera comunità e non solo, stanno indagando i carabinieri. Un episodio analogo era peraltro già accaduto 25 anni fa. I volontari, malgrado il sequestro dell'area, al presepe non hanno rinunciato, ma ora tengono gli occhi aperti. C'è sempre il pericolo che riaccada, stiamo cercando di tenere controllata la capanna, passando la capanna e tutte l'area del piazzale della chiesa in cui si svolge, passando diverse volte nel corso della giornata. Si invita da questo punto di vista a segnalare alle forze dell'ordine quelli che possono essere movimenti sospetti. E ora veniamo alle polemiche che hanno investito il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Sergio Berlato per un post contro le donne animaliste e vegane. Da entrambe le parti, sia da Berlato che da chi lo accusa, sono annunciate querele. Una vignetta dedicata, così si legge nel post, a tutte le signorine animaliste e vegane che in questi giorni mi hanno fatto dono di insulti e minacce. L'immagine è quella di una donna dal ginecologo a cui viene fatto notare di non avere rapporti sessuali da tempo. Un suggerimento, insomma, a darsi al sesso piuttosto che interessarsi di animali e ambiente. Sull'autore il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Sergio Berlato, è bufera. Il post del giorno di Natale viene bollato come offensivo e sessista, tanto che dal fronte ecologista sono già state annunciate querele per diffamazione. Lui di contro ha cancellato il post non per un tardivo pentimento, ma scrive solo per evitare squallide strumentazioni a danni del partito, non prima, specifica, di averne salvato una copia integrale con tutte le inqualificabili offese e le inaccettabili minacce, anche di morte, a cui sono stato sottoposta insieme ai componenti della mia famiglia da parte degli animalisti. Sarà mia cura, prosegue Berlato, farne pervenire tempestivamente copia alle autorità competenti, unitamente alla mia denuncia querela per diffamazione aggravata e minacce, per la quale ho già fornito mandato ai miei legali.
Siglato con un Brindisi l'accordo con cui i 500 dipendenti veneziani di Ca' Foscari o una parte di essi inizieranno lo stato di agitazione davanti alla prefettura di Venezia dal prossimo 8 gennaio. Entreremo in agitazione e poi anche stiamo andando avanti perché abbiamo un parere di un nostro avvocato che abbiamo contattato. È il brindisi dell'accordo, quello con cui 500 dipendenti di Ca' Foscari inizieranno l'agitazione con il nuovo anno 2020. Così deciso anche con la voce di Vania Levorato, uno dei rappresentanti dell'RSU, sindacato interno del personale dell'Ateneo veneziano. Oramai sfumato l'incontro con il rettore, i 500 hanno affidato il loro caso a un avvocato e gli stessi in delegazione si presenteranno davanti al prefetto mercoledì 8 gennaio, quando, rientrati al lavoro, inizieranno lo sciopero ad oltranza, promettono, visto che ora l'università è chiusa per le festività natalizie. Il motivo di tanto livore, l'obbligo da parte dei vertici direttivi dell'Ateneo verso tutto il personale amministrativo di prendere ferie nei giorni della famosa acqua alta, cioè novembre, obbligo arrivato dopo che era stato promesso dagli stessi non sarebbero invece state intaccate né le giornate in questione né i permessi, con la chiusura di Ca' Foscari comunicata all'epoca dei fatti ai dipendenti nella stessa giornata di inizio, quando molti dei quali a fatica e con mezzi di fortuna erano riusciti ugualmente a raggiungere la sede, sebbene allagata. Ora ci fermiamo per qualche secondo, ma torneremo con altre notizie tra breve. Di nuovo in diretta con l'edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3, parliamo di legge sull'idroelettrico perché lunedì approda a Palazzo Balbi il progetto di legge che il Veneto ha condiviso con Piemonte e Lombardia. Per il bellunese si tratta di una svolta epocale. È un consuntivo che guarda al futuro, il bilancio istituzionale dell'assessore regionale Giampaolo Bottacin. L'annuncio più importante riguarda la svolta epocale rappresentata dal varo della legge sull'idroelettrico che recepisce la norma statale che riguarda il passaggio di competenze alla scadenza delle concessioni delle derivazioni elettriche. Per la provincia di Belluno si tratta probabilmente del primo vero atto verso la specificità. La regionalizzazione delle opere idroelettriche comporterà un introito al Veneto pari a 15-20 milioni di euro. Più della metà di questi arriveranno in termini di energia elettrica a Belluno, che potrà illuminare municipi e scuole gratis o fornire l'energia a soggetti privati. Una buona nuova che fa il paio con le opere in corso per il ripristino dei danni causati da Vaia. Quest'anno sono stati appaltati 1746 cantieri, quindi una quantità di lavoro enorme. Alcuni sono già partiti, alcuni stanno partendo, alcuni partiranno, poi ci sarà il prossimo anno e l'anno successivo. Poi abbiamo avuto il maltempo di quest'autunno, ma abbiamo avuto altri 9 stati di crisi. Quasi 1 miliardo l'assessorato ha investito per la qualità dell'aria e le bonifiche ambientali, mentre è proseguita senza sosta l'attività relativa alla raccolta e al riciclo dei rifiuti. In questo settore la Regione ha messo in campo un team per le emergenze ambientali per limitare gli episodi di incendi nelle attività di trattamento rifiuti e supportare le istituzioni nella gestione delle situazioni particolari. Il territorio, dice Bottacin, e la sua tutela vengono prima di ogni cosa, a patto però che per tutela non si intenda quanto è accaduto nelle terre alte bellunesi. I vincoli imposti a livello romano dal Ministero dei Beni Culturali noi crediamo che siano totalmente fuori luogo. Faremo ricorso al TAR come gli amministratori locali, ma anche alla Corte Costituzionale, perché riteniamo che la pianificazione paesaggistica sia una competenza della Regione e non dello Stato. Attenzione, perché in Comelica e Auronzo i vincoli sono già operativi. Per fare qualsiasi cosa serve l'autorizzazione paesaggistica. Veniamo al meteo perché si attende un calo delle temperature anche in Veneto. Sentiamo il nostro meteorologo, il generale Giancarlo Iannicelli. Anticiclone ampissimo che va dall'Atlantico alla Siberia, quindi questo assicura tempo stabile. Prevediamo infatti cielo sereno poco nuvoloso, intanto per sabato e per domenica, certo da mettere in bilancio una velatura del cielo all'inizio della giornata, ma poi ci sono i rasserenamenti. Ci possiamo spingere oltre, al di là della foschia di qualche banco di nebbia la mattina, avremo tempo stabile, quindi cielo in prevalenza sereno addirittura per 7, 8, forse 10 giorni. Naturalmente le temperature si abbassano
con questa situazione, valori minimi, non abbiamo naturalmente dei valori glaciali, -2, -3 forse, ecco, il picco massimo sotto zero, però ecco, si manterranno, andremo sotto zero per diversi giorni, ma questa è la stagione, e le massime, ecco, queste non supereranno i 7-8 gradi, venti deboli, direzione variabile, Alto Adriatico tende al poco mosso. E adesso la storia di un imprenditore di Zero Branco nel Trevigiano che nei fine settimana e nei giorni liberi si trasforma in Batman per regalare un sorriso ai bambini ricoverati in ospedale. Io voglio fare così, io voglio diventare il supereroe delle persone più sfortunate, dando il mio tempo, che è la cosa più preziosa che ho. Durante l'anno Massimo Benetta è un imprenditore, marito, padre, ma appena ha un po' di tempo libero si trasforma in un supereroe, Batman, per regalare qualche momento di spensieratezza ai bambini malati ricoverati in pediatria o ai ragazzi diversamente abili. Il costume da Batman, personaggio preferito dal figlio, per prima volta Benetta lo indossa ad un convegno, poi a Monza, durante un'iniziativa rivolta a persone disabili. Sono tornato a casa molto stanco, però tutti i loro sorrisi, tutto il loro amore che mi hanno trasferito, a me mi ha arricchito molto. Da quel giorno, smessi i panni del manager, Benetta indossa maschera e mantello e a bordo della sua Lamborghini arriva negli ospedali, a volte insieme ad altri supereroi, con un unico obiettivo: regalare un sorriso ai piccoli pazienti e ai loro genitori. Voglio lasciare un segno, quindi voglio che loro sorridano quel poco, anche se io entro nella loro stanza, mi guardano così, sorridono per qualche secondo, quell'immagine per loro rimarrà per un sacco di tempo. In futuro Benetta vorrebbe scrivere un libro, magari proprio a fumetti, per raccontare i volti e le storie di chi ha incontrato tra le corsie degli ospedali. Il suo impegno però va oltre: smuovere le coscienze, far sentire i bimbi malati e le loro famiglie meno soli. Voglio essere un po' il paladino, le persone hanno bisogno anche di affidarsi a qualcuno, anche se è terreno, che io non sono nessuno, però hanno bisogno di credere che ci sia qualcuno che possa fare qualcosa, e quindi lo faccio per loro, faccio per i bimbi, per le persone malate, per loro, per i genitori. Questa sera, subito dopo i nostri telegiornali a 20:10, ospiti Annalisa Boschini, giornalista che ha scritto il libro Le reggitrici, donne d'acqua e di fiumi, e Antonio Venturato che sempre in un libro ha raccontato la sua storia dalla sedia a rotelle alla maratona di New York. Ora il nostro presepe, un presepe chioggiotto inviatoci da voi telespettatori, e quindi le previsioni del tempo per il fine settimana. A me non rimane che salutarvi e ringraziarvi per averci seguito. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Un robusto campo di alta pressione protegge il nostro territorio dalle perturbazioni. Ecco che dunque sabato 28 dicembre il tempo si manterrà buono. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto bel tempo asciutto e stabile, sarà anche ampiamente soleggiato e il cielo, vedete, si presenterà sereno o con poche nubi a carattere sparso. Durante le ore serali non si esclude qualche foschia o nebbia sulle pianure. Vediamo anche le temperature, le minime saranno comprese tra -4 e 6 gradi, valori massimi compresi invece tra 7 e 9 gradi circa, dunque in lieve calo.
Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia, con sole dappertutto e cielo sereno e sgombro da nubi. Temperature minime tra lo 0 e i 5 gradi, massime sugli 8 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove avremo un ampio soleggiamento, salvo per qualche addensamento sui settori più settentrionali della nostra regione. Temperature minime sotto zero, massime intorno agli 8 gradi. Dal meteo di Antena 3 è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.